Allora, in base alla Regione Veneto, come librerie, possiamo aprire 2 giorni alla settimana. Ci siamo organizzati come librerie di Belluno per scaglionare le aperture, quindi ogni giorno ci saranno 2 o 3 librerie aperte. Metteremo un elenco di tutte le farmacie, di tutte le librerie. Abbiamo tutti diviso gli spazi in modo da non avere più di una persona alla volta in libreria, ovviamente sistemi di disinfezione, pulizia che va fatta 2 volte al giorno se si apre anche il pomeriggio e basta. Del libro e quindi siamo qui pronte per ripartire da domani dalle 9 a mezzogiorno insieme a tutti gli altri librai. Quali precauzioni? Mascherina, guanti, disinfettante, distanza, tutte. Noi abbiamo accolto con favore e naturale la decisione del governo di aprire librerie perché hanno riconosciuto sicuramente il libro, per noi molto importante, è un bene primario. E non solo quello, ma hanno anche dato un valore sociale al lavoro che svolgiamo alle librerie e naturalmente a tutto il servizio che abbiamo fatto fino adesso. Questa apertura qua di 2 giorni a settimana è un po' restrittiva, però può essere sicuramente un buon punto di partenza. Noi librai qua di Belluno abbiamo creato un gruppo molto coeso e di questo ne vado molto orgoglioso perché ci stiamo dando tutti una mano e abbiamo stilato un calendario che oggi uscirà nelle varie librerie perché abbiamo deciso di dare un servizio comunque alla cittadinanza coprendo tutti i giorni e dunque c'è librerie che aprono determinati giorni, altre librerie che aprono altri giorni in modo da dare un servizio attivo tutta la settimana.